Noi abbiamo perso degli amici, dei compagni su questa tragedia, quindi a maggior ragione l'aspetto emotivo è molto importante, è stato molto forte, anche oggi è molto forte, no? Si sente proprio dentro di noi. Una rappresentanza degli oltre 200 soccorritori oggi ha presenziato al rito religioso che a Passo Fedaia nel pianoro sopra il rifugio Cima 11 ha commemorato la tragedia di un anno fa. A loro è andato il ringraziamento corale per l'impegno incondizionato profuso in quei drammatici momenti, perché è un dovere andare avanti senza dimenticare. E nei momenti immediatamente successivi alla tragedia, chi è intervenuto ai piedi della Marmolada, sul posto, ha rischiato del proprio, perché il rischio di un ulteriore stacco di una parte di ghiacciaio c'era, ma in quei momenti lì il cuore, il volontariato, lo spirito di solidarietà ne ha sempre la prevalenza in queste persone. Archiviata l'inchiesta giudiziaria aperta per stabilire se il collasso della calotta sommitale del ghiacciaio di Punta Rocca poteva essere evitato. Crollo imprevedibile, ha scritto nella sua sentenza il GIP di Trento Borrelli, coadiuvato da studi e relazioni vergate da esperti ai massimi livelli. Un anno fa su a Punta Rocca splendeva il sole e faceva caldo, tanto caldo. Il termometro non scendeva da giorni sotto lo zero termico, neppure di notte. Anomalie del cambiamento climatico che ha imposto alle autorità un cambio di passo nelle politiche ambientali. Ma la montagna è un luogo aperto e tale deve restare e deve essere affrontata con consapevolezza. Il rischio zero non esiste, il rischio si può mitigare, di consigli ne diamo periodicamente, ma sono sempre quelli, non è che cambiano di giorno in giorno. Affrontiamo la montagna con consapevolezza e tenendosi allenati. Lo sa bene anche Don Franco Torresani, già parroco di Arco di Trento, il prete volante, come è affettuosamente conosciuto per i suoi record raggiunti nell'atletica e nella corsa in montagna, che oggi ha concelebrato la messa a Passo Fedaia. Gli 11 angeli sono già al loro posto e al sicuro, ecco, nella pace del Signore. Siamo noi, ecco, i familiari in particolare, ecco, che devono essere aiutati, ecco, a metabolizzare, a trasformare, ecco, questo momento. Dobbiamo diventare tutti un po' più piccoli e riconoscere che non siamo onnipotenti. Ecco, soltanto Dio è il creatore dell'universo, delle montagne, dei ghiacciai e della nostra vita.